Daydreamer, anticipazione episodio 97. Jeanne e Sanem indietro nel tempo. In agenzia viene convocata una nuova riunione del gruppo creativo, alla quale partecipano anche Jit, Pauline e Sanem. L'argomento è il libro di Pauline. Jeanne è geloso di Jit, il quale afferma che lavora con Sanem come se lo facesse da anni. Vogliono pubblicare il libro quanto prima, possibilmente in una settimana, ma Deren fa presente che c'è tanto lavoro in agenzia. Intanto Sanem capisce che le manca il lavoro in agenzia. Jit la esorta a lavorare sul suo romanzo e le chiede se abbia già qualche idea. Sanem gli risponde che vuole chiamarlo Uccello del mattino. È una storia che parla di ragazze che vivono in un quartiere ma che hanno grandi sogni. Sanem vuole che i suoi personaggi siano reali. Jit le chiede il perché della scelta del titolo. Lei risponde che per inseguire i propri sogni bisogna svegliarsi presto e lei ha aperto sempre presto il negozio del padre. Non sa però quale sarà il finale del suo romanzo. Nel frattempo Osman e Leila stanno andando a vedere una nuova casa. Alla richiesta di Osman, Leila risponde che è una bella casa, ma che non sapeva che lui stesse pensando a questo. Leila non lo ritiene il momento giusto per pensare a una vita comune, ma lui cerca di rassicurarla percependo che qualcosa non va. Alla fine Leila non riesce neppure a dare un bacio ad Osman. Alla sera Sanem raggiunge Leila in camera sua. La sorella non si è presentata per la cena. Leila le confida di essere troppo confusa riguardo Osman. Non si sente pronta. Sanem le dice che deve capire i suoi sentimenti, ma la sorella continua a essere convinta di amarlo. Nel frattempo Jeanne in camera sua sta leggendo un libro, poi però parla ad alta voce dicendo che per colpa di Sanem sta leggendo la stessa frase più volte. La sua concentrazione non è al massimo. Sanem invece, spostatasi nella sua stanza, ha iniziato a buttare giù sul PC alcune cose per il suo romanzo, ma la sua immaginazione la porta a vivere dei momenti a occhi aperti insieme a Jeanne. Entrambi si addormentano e si svegliano spaventati dal proprio sogno. Pensano di telefonarsi nello stesso momento e ovviamente il telefono è occupato. Entrambi si chiedono con chi stia parlando l'altro. Alla fine però riescono a sentirsi. Lei si comporta come se lo avesse chiamato per sbaglio. Dice di non essere in casa e che Jit è un gran ragazzo che le dà ispirazione. Lui controbatte dicendo che Pauline gli sta facendo bene. Poi concludono dicendo quanto sia positivo il fatto di essere di nuovo buoni amici. L'indomani entrambi si vestono con cura per andare in ufficio. Lei sembra una modella, truccata e profumata e attira l'attenzione di tutti gli uomini dell'ufficio. Gégé la rimprovera per questo, ma la avverte pure che il signor Jean, all'unico a cui era ovviamente diretto tutto ciò, non c'è. Sanem gli dice che Jeanne non le fa più nessun effetto, ma quando Jeanne arriva, Sanem rimane estasiata da lui come i primi tempi, mentre si toglie gli occhiali per osservarla meglio e le passa accanto tentando di ignorarla. Sanem raggiunge Jeanne nel suo ufficio con la scusa di dover ritirare le sue cose. Una volta lì Sanem lo provoca volutamente, avvicinandosi più volte. Lui cerca in tutti i modi di non cadere in tentazione e distoglie lo sguardo, ma seppur in evidente imbarazzo difficilmente riesce a evitare di guardare la scollatura di lei. Separatisi, entrambi sono sconvolti dalle sensazioni provate che li riportano indietro nel tempo. Sanem ritorna in ufficio e si cambia, dicendo a Leila di aver inviato il messaggio che voleva con quel vestito. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!